Stop alle auto diesel Euro 4 dalle 8:30 di mercoledì fino ad almeno tutto giovedì e fino a nuova comunicazione. L'aria sul territorio comunale di Vicenza è da livello arancione per la concentrazione di polveri sottili, le PM10. Questo è quanto ha rilevato l'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto. Il provvedimento, come sempre, riguarda il centro storico e i quartieri della prima cintura urbana. Riepilogando, stop agli automezzi alimentati a benzina Euro 0 e Euro 1, alle auto diesel dalla categoria Euro 0 fino alla 4 compresa, ai mezzi commerciali a gasolio dalla Euro 0 alla Euro 3. Numerose le deroghe elencate in una apposita pagina del sito internet del comune. Per chi non rispetta le limitazioni alla circolazione, la sanzione va da 164 euro a 664 euro. Riscaldamento. Nelle abitazioni, in uffici, edifici per attività ricreative, sportive e commerciali, la temperatura non deve superare i 19 gradi con una tolleranza di 2. Negli edifici per attività industriali e artigianali non deve superare i 17. Il divieto resterà in vigore fino alla sua revoca. La prossima comunicazione dell'ARPAV sul livello di inquinamento dell'aria a Vicenza è prevista per giovedì 21 febbraio.